Chicchi di grandine grandi come arance che non hanno risparmiato nulla, dalle auto con i vetri andati in frantumi alle coltivazioni con danni ingenti soprattutto ai vigneti. Un bilancio pesantissimo dell'ondata di maltempo che ha investito la Marca, regalando una tregua all'affa degli ultimi giorni, tregua che presenta però un conto salatissimo soprattutto per gli agricoltori. E al danno si aggiunge la beffa, visto che gli intensi nubifragi non hanno risolto il problema della siccità, ma hanno invece, se possibile, aggravato la situazione. Oltre al Vittoriese, colpita in modo particolare la fascia pedemontana, numerosi gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile anche a Valdobbiadene, Cison, Follina, Miane, vento e pioggia forte anche nel Coneglianese, a Castelfranco e Treviso, allagamenti a macchia di leopardo e vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza i luoghi. Sono oltre 150 le chiamate arrivate al 115 per la rimozione di vetri, coperture pericolanti e cornicioni di case e aziende, oltre al taglio di piante e rimozione delle stesse dalle sedi stradali. Un'abitazione nel comune di San Michele di Piave è stata colpita da un fulmine senza fortunatamente danni particolari. Alta l'attenzione per il repentino ingrossamento della portata del fiume Meschio.